Sui primi due bandi che rientrano nel protocollo Polesine, il Partito Democratico attacca e pone sul tavolo tutta una serie di critiche. Graziano Azzalin. Sì, per due ordini di motivi, uno di sostanza e uno di forma. Sul piano della sostanza questi 8 milioni sono spesi in malo modo secondo noi, provengono anzitutto dai fondi di rotazione e adesso sono destinati a fondo perduto, quindi non li avremo più in futuro e di questi tempi non pensare al futuro, a questo tesoretto che viene disperso in mille rivoli è un fatto grave per una pubblica amministrazione, ma vengono soprattutto dispersi in mille rivoli con cifre irrisorie, ridicole, che non la leva che favorirà grandi investimenti e determinerà ricadute occupazionale è una bugia, gli aspetteremo al varco, verificheremo tra qualche mese, ma purtroppo assisteremo a un fallimento totale di questa modalità inefficace di spendere i soldi pubblici. Sul piano della forma la cosa è gravissima, si violano le regole principali di correttezza istituzionale. Prima che il bando venga approvato dalla Giunta, l'assessore di sua sponta manda una lettera a tutti i beneficiari nel peggior stile clientelare d'altri tempi, insomma, e da questo punto di vista ringraziandoli e congratulandosi perché hanno vinto il bando. Da questo punto di vista occorre cambiare non solo destinazione di spesa, ma anche modo di approcciarsi e di utilizzare i fondi pubblici, che non sono un modo per un ritorno personale di pubblicità semplicemente autoreferenziale.